benvenuti a Lo Sapevo. Queste sono le Proloco presenti questa sera, forse le avete già riconosciute. Si tratta delle Proloco di Buttrio e di Forgaria nel Friuli. Fatevi un applauso perché siete tornati qui con noi. Capitano per la Proloco di Forgaria è il giovane Giovanni. Quanti Buonasera. anni hai? 18. 18, fresco. Fresco. Bravo, bene. E giustamente ti hanno collocato capitano perché sei il più giovane della Proloco? Sì, a quanto pare. A quanto pare. Ma il presidente Walter che è vicino a te. Buonasera, bentornato Walter. E poi dall'altra parte c'è un altro giovane che è Federico, chiedo scusa, Federico, il capitano della Proloco di Buttrio. Fate un applauso anche a Federico. Il presidente Emilio Dietro le Quinte lo salutiamo, ma ci sarà Nadia che ci racconterà le iniziative e non può mancare Lucina che è ormai sempre presente per la Proloco di Buttrio ed è, diciamo, la maestra, posso dire? No, non più. La chioccia. Prendi il microfono però per dire chioccia. Perché? Perché sono tanto giovani, dici? Le clocce? Anzi, le uede forse in qualche banda. Lo chiediamo al nostro Enrico Radivo, al nostro filologico, mandi. Buonasera a tutti, le risposte le abbiamo ben tutte signore maestre, quindi accettiamo tutte le risposte. Buonasera a tutti, ovviamente da par me di tutta la società filologica furlane. Enrico, e sei stato buono questa sera con le parole? Sì, che sbiasci sì. E con il proverbio? Ancora di più. Lo vedremo. Intanto voi siete pronti con le vostre pulsantiere e allora partiamo subito con il primo quiz, quindi il primo cubo virtuale che ci porta all'argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere quante varietà di pere ha censito finora l'ERSA nella nostra regione. 27, 42, 12 o 76? Quante sono? Avete ancora 4 secondi. Buttrio dice 42, non è corretto. Forgaria anche, ma invece erano 76. Sono tante. Probabilmente 42 credevate fosse più facile come numero, invece effettivamente sono 76. Andiamo allora a vedere il prossimo cubo virtuale per vedere se siete preparati nel prossimo argomento. Territorio, anche qui 15 secondi da 2 a 5 punti. 2 settimane fa a Fiumicello si è svolto il primo incontro regionale di che cosa? Degli assessori allo sport, dei produttori di olio, dei consigli comunali dei ragazzi o degli allevatori di conigli? No, non erano gli assessori allo sport, era un'altra, è proprio dei consigli comunali dei ragazzi, proprio a Fiumicello. Un'iniziativa dell'ACLIF. Ed ora, bene, insomma siete partiti con i primi punti conquistati. Com'è la situazione adesso, Federico? Ti senti più tranquillo? Sì, ho rotto il ghiaccio. Hai rotto il e ghiaccio. Poi sì, c'è Lucina alle spalle. Guarda Lucina come si è messa vicino a te. Anche se sta domanda è arrivata dall'altra parte, quindi mi sento ben consigliato, sì. Ben consigliato. Qui invece Giovanni, com'è? Ci hai colto la sprovvista. Vabbè, succede anche questo, non ti No, abbiamo provato ma non ce l'abbiamo fatta. Va bene, andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Parliamo di una località. In quale località è ambientata la prima parte delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo? Fratta, Precenicco, Zoppola, Varmo? Bravi ragazzi di Forgaria. Giovanni, hai trovato la consigliera giusta, eh? Sì, sono tutti bravi a dire la verità. Io ho visto lei che si avvicinava. Io ho ricevuto A, ho detto boh, dai. Sarà giusta, bravo. Ed è proprio così. Allora, andiamo avanti perché ci avete preso gusto e dopo vediamo com'è la situazione del punteggio e vediamo il prossimo cubo virtuale.
Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di uno stemma. Quale comune ha raffigurato nello stemma un satiro che suona il flauto? San Canzano di Sonzo, Pantianicco, Pagnacco o Flumignano? Tra queste 4 non è Flumignano, quindi Butrio può ancora scegliere tra San Canziano, Pantianicco o Pagnacco. Invece era Pagnacco. Lui ha detto, il tuo consigliere ha detto Pagnacco non credo, Pagnacco e invece non era credo, Pagnacco, sempre così capita. Allora, vediamo com'è la situazione, perché sono curiosa di capire, perché Forgari ha dato la risposta corretta sulla cultura e quindi aveva più tempo ma anche più punti in palio. Butrio no, quindi Forgaria è a 9 in questo momento e Butrio 1, perché? Perché anche il tempo stabilisce il punteggio. Prima rispondi, più punti hai in palio, più tardi rispondi, almeno scalano anche i punti. Allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento e poi lanceremo il primo proverbio. Sport, parliamo della pratica del canottaggio nella nostra regione, è incominciata a Trieste in epoca asburgica. In che anno? 1863, 1891, 1911 o 1928? Ancora 4 secondi per pensarci e dare la risposta. Forgaria ci prova con 1891, ma non è corretta. Ed è proprio la A. All'ultimo secondo risponde Butria. E allora vediamo la situazione ora del punteggio, perché chi è in svantaggio ha la possibilità di rispondere prima al proverbio. Forgaria rimane a 9, Butrio 3. Sapete che diamo la possibilità per prima alla Proloco che è in svantaggio di rispondere al proverbio. Noi lo lanceremo, poi andremo in pubblicità, voi avete più tempo per pensarci e quindi per consultare anche tutti i tuoi componenti della squadra. Ma se tu sbagli, quindi se Butrio sbaglia, daremo la parola a Forgaria e quindi 5 punti in palio potrebbe poi conquistarli la Proloco di Forgaria nel Friuli. Enrico, sei tu pronto? Prontissimo. E allora vi odin. Il primo proverbio della serata. Allora, il primo proverbio che andiamo a proporre agli amici di Buri è un mood di D, che sta qui, che io ho detto anche in grafica, che è non savè né tindi né trai. Quindi come esempio domandin qual è il significato di questo modo di D e no una traduzione letterale. Non savè né tindi né trai. Ecco, quindi lo rivedete anche adesso in grafica, andiamo in pubblicità così ci pensate, anche Lucina ti dà una mano perché lei su queste cose è sempre molto preparata e se Butrio non ci darà la risposta esatta risponderà la squadra di Forgaria. Quindi ci vediamo tra pochissimo a Lo Sapevo! Bentornati a Lo Sapevo, vedete in gran forma Enrico Radivo questa sera, sorridente, bello, in blu, con la giacchettina blu gessata, bene. Bisogna di ringraziare sponsor, no, non si può. No, sì. anche perché non ci sono sponsor qua, quindi poco no, che da da dire. giacchette ti dico. No. E quindi adesso è arrivato il tuo momento per ripetere il proverbio, perché ci siamo lasciati con il primo proverbio in friulano, la Proloco di Butrio ci ha pensato tutta la pubblicità, ma adesso lo rivediamo insieme. Quindi il primo proverbio, il primo UDD che aveva proponuto snot, all'era che il caldis di non savè né tindi né trai, e quindi vi ho mandato agli amici di Buri, cioè che vuol dire che questo UDD e no ovviamente una traduzione letterale da frase. Allora, Federico, oggi siete tutti e due giovani, quindi prendo uno per l'altro, ma alla fine della puntata capirò chi è uno, chi è l'altro. Federico, hai pensato, ti sei dopo consultato? attenta e lunga consultazione con la squadra qua dietro, siamo forse arrivati a un non saper che pesci pigliare, non sapere come uscire da una situazione. No, mi dispiace, ma la risposta hanno esatte, quindi la parola passa agli amici di Forgaria. Allora, ci siamo consultati con la mia truppa e allora la traduzione letterale è diciamo non saper né catturare né
sparare agli uccelli in questo caso e diciamo che sta a significare il fatto di non saper fare né una roba né l'altra, quindi sì, non sei capace né di fare una roba né l'altra. Vai avanti con il ragionamento, a me di essere a scuola, non le sai partì far con questa niente. introduzione da Adamo ed Eva. Tu sei su per strada giusta, John te Hulk. Che non sai fare niente. Esattamente, quindi la risposta in questo caso è esatta, che smudidia vuol dire proprio esattamente questo, essere incapace di tutto, non sapere fare nulla, quindi la spiegazione che l'ha data all'inizio era giusta, il riferimento all'era che il da chiace, non sapere né tindi né trai, quindi né ti appaiucei in un mood né in che lati, traduzione letterale come l'ha spiegata Giovanni giustamente, il significato all'era che sta qui semplicissimo di noi si buoni di fare nulla, quindi risposta giusta per fordiare. 5 punti conquistati. No, Giovanni, sorridevi perché ti ha chiamato Giovanna. Ti ha chiamato Giovanna, quindi ti faceva sorridere. Sì, anche i miei amici mi chiamano Giovanni. E allora ti chiamo anch'io così, dai. Va bene. Così stiamo D'altronde bene. si chiama Giovanni, quindi giusto. E scusa, è Federico e Friulana invece? Federico. Ecco. E Alexis? Alexis, E Lucina? Lucina? Lucine. Lucine va bene. Lucine. Vedi? Però bisognerebbe trovare un modo anche per chiaro. friulanizzare tutti i nomi. Beh, sicuramente a lei, basta là sul Gran Dizionario Bilinguale Italiano Furlan, che chiatais anche online sul sito dall'Arle Feda Filologiche, chiatarese anche lì sicuramente la traduzione anche di Federico. Ah sì? E allora dopo andiamo in pubblicità. Va bene. E allora, adesso invece siete pronti con le pulsanti? Anzi, vediamo il punteggio. Chiedo alla regia se è pronto. Il punteggio dopo i 5 punti conquistati da Forgaria, 14 e 3 Butrio. Ma naturalmente ci sono tanti altri quiz, un altro proverbio e il gioco in friulano. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo del formaggi Frant. Quale spezia si utilizza nella produzione del formaggi Frant? Cannella, chiodo di garofano, pepe o peperoncino, a Butrio lo sanno. Facciamo aspettare. Perché mangiano formaggi Frant alla fiera dei vini di Butrio tra vino e formaggio? No. No, però sulla polenta è così buono. quindi- Bravo, mangi polenta tu, eh? Se dici così vuol dire che si vede, però... Ma anch'io la mangio, no, ma anch'io la mangio ed è buonissima, anche col fricchetto. Però tu oggi vuoi parlare del formaggio di Franco. Sì, anche dall'immagine all'era rappresentato il formaggio di Franco Undogni, appunto i granuz di pever. Ma non sai, come si dice, oltre a Federico Grani. Lo sai tu? I grignei, mi suggerisce Lucina. Lucina prendi il microfono, perché questa volta l'hai I grignei di pever, formaggio di Franco al nasce in chiarnie, all'era un mood par vecchio, par doprà formati che non poteva essere doprato, che magari all'era falato, aveva avuto qualche problema, quindi che formati al veniva tornato a essere tagliato in piccoli tox, si giuntava sal, pever, latte e panna, e si tornava a fare che sformati che l'aveva fatto stagionare dopo par 40 giorni. Quindi un viaggio, la soluzione che aveva inchiatata era questa qui. Formati che quindi aveva che sbia il sapore piccante, ma dogna anche il dolce dal latte e da panna che era ingiuntato. Come il formaggio di Franta è un presidio slow food, quindi anche si arriva a tutelare che prodotto sicuramente da traduzione furlane, che al plagia tanti, che le prodotte in piccolissime quantità, che però super polente e non solo, alle buonissime. Quindi sì. la risposta era proprio pever. Bravo Federico, che poi ti chiameremo Federico in friulano, dopo lo cerchiamo. Adesso andiamo avanti con gli altri cubi e quindi andiamo a vedere il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è la differenza di altitudine tra le sedi comunali di Butrio e Forgaria? 123 metri, 191 metri, 79 metri, 270 metri di altitudine. 191 metri, loro l'hanno... Giovanna, l'hai ipotizzata, ti hanno aiutato? Ma sono andato un po' a logica, sincero. Perché domandina a Giovanni Salsà qual è l'altitudine di Forghiari? 306? 306 meno 191, quindi? A dover saltare fuori l'altitudine di No, Burica. dipende che punto di Forgaria.
La sede comunale a dicere La la sede domani, comunale. quindi da Sì, Calè sì. il comune a Forghiari e Cento. 310 più o meno. Boh, comunque Butrio sarà su 70. E infatti stavi dicendo un 79, quindi Conza torni. I conti tornano, bene, allora andiamo avanti con i nostri cubi virtuali, andiamo a vedere il prossimo argomento. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio. Parliamo dei Krampus, domani iniziano le sfilate nel Tarvisiano, in quale località sfileranno prima? Pontebba, Cave del Predil, San Dorligo della Valle e Tarvisio. Forgari ha sbagliato perché non è Pontebba ma è Cave del Predil. E lo sa bene Enrico perché partecipa a queste iniziative. No, ad Ilverno parteciperai alle iniziative per, come si usa di, per impegni pregressi, quindi non potrai essere a Cave per l'apertura da sfilate dai Krampus. Uscondi però al dai Krampus che ha questa tradizione che viene praticamente in tutta Europa sull'arc alpin, da zone leades al tedesco, quindi da città lingue tedesche, quindi anche qui da noi atting la tradizione dai Krampus in tutto il Tarvisian, tradizione dai Krampus che è leade che è di San Nicolò. Quindi il 6 di dicembre si festeggia San Nicolò, la sfilate di solito attacchi la ve di San Nicolò, quindi di solito il 5 di dicembre. Krampus che sono questi, come io anche da foto, questi, uso il dice in italiano, esseri demoniaci, dai diaus praticamente, che sfilavano dal paese da ur di San Nicolò e che avevano la funzione di là un po' a mettere in rie i frutti che erano stati tristi durante l'anno. Ovviamente come la tradizione è un tic diventate più turistiche, quindi i Krampus non sono più, soprattutto in certe zone, così tristi, però portando avanti queste tradizioni anche in una forma un tic riodude, sicuramente aiuta a mantenere vive queste tradizioni che ci portano in da un bel po' di secoli, perché i Krampus ogni tanto avevano anche dei campanazzi da stiadenze che diventavano un po' per esorcizzare l'invier che stava là in davanti, e che col 21 di dicembre attaccavano anche un po' a slunghiarsi le giornate, quindi piccole robe che sono restate queste nostre tradizioni e che continuano per fortuna a portare in avanti. Bravo Enrico! Che si dice in friulano? Noi sin tu. Come si dice Enrico in friulano? Indri. Indri? Indri. Bello Indri? Ti chiamerò così? Clamami un po' a svolgi, va bene. Andiamo avanti con le nostre domande, con i nostri quiz, vediamo il prossimo cubo virtuale. Indri. Sport, 15 secondi da 2-5 punti, parliamo di Zico. Con quale squadra brasiliana giocava prima di indossare la maglia dell'Udinese? Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo. A Forgaria sono sportivi. Ma Juan se lo ricorda Zico? No. No. Mi è arrivato il suggerimento. Perché non ero ancora nato. non eri ancora piccolino. Forse. No, forse non eri nato 18 anni fa. No, sì. Sì, 18 anni fa. 18 anni fa. Forse 2004. però non potevi ricordartelo, questo No. sicuramente. Vabbè, però i tuoi colleghi se lo ricordano? Sì. Sì o no? Così. Vabbè, andiamo avanti, non sono convinti, ma andiamo avanti con le prossime domande, i prossimi quiz, così poi vediamo com'è la situazione del nostro proloco. Cultura, qui avete più punti, più tempo in palio e parliamo di scrittori. Quale di questi non è nato in Friuli? Paolo Maurensic, Tullio Avoledo, Paolo Patui o Mauro Corona? Chi tra questi non è nato in Friuli? Avete ancora 20 secondi per pensarci. Ci pensano troppo. Ancora 9 secondi. No. Stiamo parlando di non è nato. L'unico che non è nato tra questi è Mauro Corona. Adesso scoprirete il perché. Sì, Mauro Corona, all'anagrafe Maurizio Corona, nasce il 9 di agosto del 1950 in Trentin, Donje Pinè. Perché i suoi genitori, Manny Corona e Lucia Filippina, erano venditori ambulanti e quindi in quel periodo loro si erano trasferiti in Trentin, erano lì a fare la loro attività, quindi Mauro o Maurizio, che dir si voglia, le nasce proprio lassù.
Quando Mauro l'Erepicciu sono tornato qui all'ombra del Monte Toc, dove ovviamente dopo Corona l'attaccato a essi la persona, il personaggio che conosciamo come, quindi bracconier, scultor, amante da natura in tutti i sensi, a 360 gradi. All'attaccato ovviamente dopo a scrivere, che lo faccio anche come scrittore e scultore, che hanno regalato un mare di libri che riporta in simpi, il titolo anche di un suo libro, L'aspro e il dolce da nostettiere, quindi come ben sapete lui come sta a Erto, però è nasciuto in Trentino. Era difficile questa come domanda, nessuno lo sapeva qui in studio, ma adesso avete scoperto questa cosa nuova, ma soprattutto è arrivato il momento più temuto dalle nostre proloco, l'Isbus Tutis, tra due lingue. Chiedo alla regia chi è in svantaggio, quindi il punteggio attuale per la scelta. Allora, Folgaria 20, Butrio 17, quindi 3 punti di distacco. Chiedo al nostro Federic, lo chiamo così? Io Darin in pubblicità. Dopo Darin in pubblicità. La 1 o la 2, intanto la scegli e poi vediamo dopo la pubblicità. La 1 mi dicono. La 1? Federico, tu preferiresti dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Io vedo solo quello che hai scelto. Forse e poi dal friulano all'italiano sarebbe meglio. Però... Dal friulano all'italiano preferiresti? Sì. E invece, caro, è dall'italiano al friulano. E quindi partiremo con il gioco dopo la pubblicità. Rimanete su Telefriuli con il gioco in friulano e la proloco di Butrio e poi ci sarà anche il momento della proloco di Folgaria. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo. Ci siamo lasciati con la bustute numero 1 che ha scelto il nostro Fidri. Fidri, allora se l'ha da verificare Federico Alfasci, Fidri. Alexis rimane Alexis. Sì, tutto sei internazionale. E Walter anche? Verificare. Pensi che però resti compagni, Walter, pensi di sì. Dopo vediamo, dopo vediamo. Altri nomi, non so se siete curiosi di capire in friulano come... altri nomi qui particolari non ci sono? Giuan, dimmi tu qualche nome del ragazzo. Ma sono tutti normali. No, ma dimmelo però. Alessandro. Alessandro? Sandro. Sandro. Luca. Luca. Luca? Luche. Bene, Slav. bene. Vabbè, adesso però, caro Fidri, devi concentrarti, perché è arrivato il momento del gioco dall'italiano al friulano, quindi sarò io a dirlo in italiano e tu in friulano, con l'aiuto della tua squadra. Partiamo con la prima parola. Non ti ho il titolo, che mi sei sforzato anche a fare i titoli per sperare. I titoli, dai. Se no, tu l'hai scritto anche tu lì, Ale. Che titolo è? Oh oh. Oh oh, cavallo oh, vabbè. Oh oh, No, ovvero? per aule scandenti dos os. Ah, dos os. 2 lettere Due O. Va bene. Okay. Allora, Oh. dopo questa splendida performance Qual è di il Enrico, titolo? andiamo con la prima parola in friulano, che è 8. Vot, Olio. vueli, Occhio. voli, Chiodo. cloud, Giocatore. giocatore, Boscaiolo. boscaiolo, 8. vot, Olio. vueli, Occhio. voli, Chiodo. cloud, Giocatore. giocatore, Boscaiolo. pescador, Gomito. comedon, Gomitolo. glimuc, Covone. Covone. Sì. mede, Sì. Nocciola. nule, L'hai detto? Cosa hai detto? Non ho capito. nule, nole, No, nole sì, nole va bene, nole va bene. Bravo, 10 su 10. Ma... C'è Lucina e anche il resto della squadra che sono fortissimi sul friulano, vero Fideri? Io mi aspettavo di peggio, per quello ti Sta dicevo. attento che poi dal ce n'è friulano al un'altra, italiano. Però Non chiamartele, sono stati bravi. sono stati bravi. E quindi, Giuan, Dammi pur la dal due. tu, dammi pur dal tu.
A chi? No, mi dici, sono stati bravi. Eh no, hanno rispetto nella filologica. Bravi. Ok. Furlan Talian, titul. Titolo, questi titoli. No, il titul da Speraus. AA. Prima l'era Fategli un applauso perché lui crede di aver fatto un lavorone. Allora, adesso è da ridere, caro Juan, perché sono io a dirla in friulano, con due A e tu in italiano. Quindi partiamo con la prima parola che è naranci, Arancio. ghiambar, Gambero. inacquarzisi, Accorgersi. artesan, Artigiano. rangusà, Russare. sapà, Zappare. baracocul, Pescanoce. paronà, Comandare. malintopat, Malcapitato. Sì, va bene. auriane, auriane, auriane e avete Yes. 9 secondi. Dorato. No, No, naranci, Arancio. ghiambar, Gambero. inacquarzisi. tempo Ah, Alexis. tempo scaduto. Quindi auriane. Allora è ocra, il color ocra. In Furlan si sapeva dice questo. auriane. 9 su 10. era Bravi difficile però, bravi. questa. Bravi, sì. Bravi. E quindi 10 punti da una parte, 9 dall'altra. Vediamo se la regia è riuscita già a sistemare il punteggio, a riaggiornarlo per vedere la situazione prima di partire con gli altri quiz. Forgaria 97, Butrio 99, 20 sì 90. Senti, io ho le lenti ma non ci vedo, Leggo aiutami. io per te 29 per Fordiari e 27 per Buri. Quindi pochissimi punti di distacco, bravi, una partita equilibrata. Andiamo dunque a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento di questa serata. Il cubo virtuale che ci porta all'enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Il chiariei è un liquore prodotto in Carnia con l'utilizzo di quale pianta? Salvia, menta, ruta, cumino. Di cui si occupa generalmente il nostro Enrico, no? Di Bevilus sì. Nessuno lo sapeva. Cumino, io non lo conosco. Quando tu vieni a rasa a mangiare il famoso frico a chiesa da me, tu cerci a rasa anche il liquore Perché di lo tieni cumino. a casa, ce l'hai? No, ma per te non a recuperarlo. Va bene, ok. E lo portiamo anche alle Proloco allora, perché non lo sapevano, così Va bene. lo conosceranno. Allora andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di questi paesi fluviali non fa comune? Muzzana del Turniano, Morsano al Tagliamento, Nogaredo di Corno, Palazzolo dello Stella. Quale tra questi non fa comune? Ed è proprio Nogaredo di Corno. Brava Lucina. Brava Lucina, sapeva anche questo. Nogaredo di Corno che è in comune di Cosean e quindi per questo non lo fa comune. Comune di Cosean che sta costituito al 1818, chiappant fur appunto Cosean è un'altra par di frazione dal comune di Dignan e Nogaret è un'altra frazione dal comune di Cosean di Comò dal comune di Flaiban e quindi hanno costituito che è un comune che era Cosean. Nogaredo di Corno che appunto al nasce sul Quar, sul torrente Corno, insediamenti canchiata fur di epoche romane, ma sicuramente la zona era abitata in Chimò da prime, e famoso per il borgo rurale di Nogaredo di Corno, quindi une piccole perle al centro della nostra regione che vale la pena ovviamente di fare una visita. Bravo Enrico, bravo. Allora vediamo. Sì, l'applauso ci sta anche ad Enrico. Siete curiosi di vedere il punteggio? No. Fedrissi, adesso sì. Vediamo il punteggio. Allora, Giuan lo vuole vedere, adesso io lo voglio vedere. Butrio 31, Forgaria 29. Ma andiamo avanti con altri quiz, tra poco poi non vedremo più il punteggio.
per creare la suspense. Fidri, va bene? Kein Furlan, si dice. Dillo tu, sei qua per quello. Cultura, quello di Barbana è considerato uno dei più antichi santuari mariani al mondo. Quando è nato? 592, 44 a.C., 1237 o 734? Sulla cultura non si sbaglia. Brava Lucina, dobbiamo dirlo di nuovo, brava Lucina. Lucina, sì, è brava. Anche se mi dici tas. Sì, ma noi Brava sentiamo Lucina. tas, guarda che si sente il tas che dici, quindi non sta di lui. Allora, invece Enrico ci racconta. Sì, allora è proprio il 582, quando dopo una grande aghe alte, che probabilmente ha anche creato parte della laguna, comunque la conosciamo come, ha chiato un'immagine da Madonna so di un arbol, su un'isolute che sarebbe diventata dopo l'isola di Barbane. Quindi ha deciso di fare su un'iglesia da anche questa immagine. Il nome dell'isola Barbane deriva probabilmente dal nome di uno dei due eremiti che stavano su che isole a quei tempi lì, che si chiamava appunto Barbano. La iglesia che è stata costruita ovviamente dopo tal corso dai secoli e sinta lì da 1500 anni è stata spostate e rimodernate per celare si alciate le isole assunte da forme diverse. In queste isole che emette di pellegrinaggio in Chimò anche per attorno dal 1500 si è ringraziata la Madonna per combattere la peste, quindi i Furlans tengono in Chimò un grum a Madonna di Barbade. Tu io lo sai sicuramente, tu vai ogni anno in pellegrinaggio a Madonna di Barbane, Alexis? Sì, lo sapevi. E infatti la domanda della prossima puntata, che sta qui, e quindi la risposta era proprio che lì, 582, quando nasce il santuario di Barbane, Talagune di Grado. Bravo Enrico, e allora adesso andiamo subito avanti con altri quiz. Fidri, Juan, pronti con le pulsantiere, vediamo il prossimo cubo virtuale. Sport, vogliamo sapere di Primo Carnera il suo numero di scarpe, 49, 52, 60, 44, ed è 52, bravi! Juan se lo ricordava? Te lo ricordavi perché è il tuo numero? Eh sì, è il mio numero. Ma sul serio? No, scherzi. Me l'ha detto Walter. Me l'ha detto Walter. Bene, andiamo avanti col prossimo cubo virtuale perché poi lanceremo l'altro proverbio. Vediamo. Sorpresa perché avete più tempo e più punti in palio, si tratta di un personaggio, classe 1989, spilimberghese, considerata una delle migliori chitarriste rock blues d'Europa. Serena Fogolini, Cristina Mauro, Eliana Carnielutti, Eva Poles. Quale tra queste donne è la migliore chitarrista rock blues d'Europa? Classe 1989, ma è di Spilimbergo, quindi è delle nostre parti, ed è proprio Eliana Carnielutti. Di Eliana Carnielutti dovremmo avere anche una fotografia che rappresenta appunto Eliana Carnielutti, vediamo se c'è, eccola qui, spilimberghese, classe 1989, ed ora è arrivato il momento del secondo proverbio e quindi dovremo vedere anche il punteggio. Eh sì, se la regia non lo mostra, sì. No, vediamo il proverbio invece. Lanciano il proverbio. E allora il secondo proverbio che andiamo a proporre è la ammesse prima dal bot. E quindi come sempre us domandin, io darò in cumo a cui, qual è il significato che smudidi e non una traduzione letterale. Quindi la ammesse prima dal bot. Chiedo alla regia se possiamo vedere il punteggio a questo punto, anche se credo, dopo questa risposta, ecco, è Forgaria in svantaggio, quindi il nostro Juan avrà la possibilità di, durante la pubblicità, di pensarci assieme alla squadra e daremo a te subito la parola dopo la pubblicità. Poi altre parole in friulano e parleremo anche delle iniziative delle Proloco. Tra poco lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo.
dicevo con le Proloco che durante la pubblicità, sia di Butro che di Forgaria, hanno pensato a dare la risposta, quale risposta dare al proverbio, il secondo proverbio della serata, quindi lo rivediamo in grafica, dai, lo rivediamo, lo rileggiamo con Enrico e poi il nostro Juan risponderà. Il secondo proverbio che vi ho proponuto snot, di cui domandavi in qual è il significato, che vuol dire la frase l'ha ammesse prima dal bot. Hai capito, Juan? Penso di aver capito. Allora, secondo noi il bot è il terzo suono di campana cioè prima della messa e dà inizio alla messa. E secondo noi sta a significare questo proverbio che bisogna sempre arrivare in anticipo o puntuali prima degli appuntamenti, secondo me. Hai una risposta che puoi accettare, quindi io ho detto un tipo genericamente alle bisogna sapere anticipare le robe, quindi va benissimo anche l'interpretazione che la dà Juan e anche la traduzione letterale era perfetta, quindi assolutamente risposte esatte. Quindi bravo, 5 punti. 5 punti per la Proloco di Forgaria, ma cari nostri amici telespettatori, amici della Proloco, no, adesso ancora si gioca e poi parleremo di voi, perché siamo nel vivo, no, del gioco. Ancora? 3 o 4? No. Perché voi? Siamo in svantaggio. Siete voi in svantaggio? Allora, non lo so chi è in svantaggio. Non lo sappiamo, Chiedo solitamente a vi notaio, sempre regia. fatto... Chi è in svantaggio? Forgaria. Vedi, io sono ragioniera, ma... Anche io? Però tu sei bravo, io no. 3 o 4? Numero fortunato? Qual è il numero fortunato? 4 è la data del mio compleanno. La data, cioè aprile? No, 4 febbraio. 4 febbraio? 4, Ah, numero. no, intorno. ok. Giusto sapere anche queste cose, Sì, no? Allora, tu vorresti dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Ma guardando com'è andata prima Butrio, dall'italiano friulano. Caro mio, e invece dal friulano all'italiano. Ci va bene lo stesso. E qua, titolo. Qual è il titolo? Furlan Talian, Tal Bosch. Conosci il bosco? Sì. Avete boschi voi? Quindi dovresti sapere Sì. queste parole. Io le dirò in friulano, tu in italiano. Partiamo dalla prima che è ramac, Ramo, radis, radice, stec, stecco, muscli, muschio, squarce, taglio, ramac, ramo, radice, stecco, muscli, muschio, squarce, corteccia, pecce, abete, pol, pioppo, ciastinar, castagno, bedoi, betulla, felez, 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 no felette. felez, nessuno sa felez della squadra. 9 secondi. La liana, Come? liana, No, ramac. sarà anche di felette. Ramo, Ramac. radice, No, tempo ramo. scaduto. Felez era Le felci. 9 su 10. Molto bene però, un applauso bravi, se il meriti bravi, in sì. Dijares. Ma erano rimasti male, no? Sono rimasti male con Felez. Juan è rimasto male, vedi? Beh, 9 su 10, Giovanni, tu puoi stare più che con Dai, te. sì, hai la sufficienza. Beh, 9 su 10 è anche che più la Magari a sufficienza. scuola. La busta 3, caro Fidri, dall'italiano al friulano, sei contento? Come prima. Ma non dà Spero senso, non sia di non dà nuovo senso. o. No, è la perché- fattoria. è la fattoria, la fattoria. Adesso, hai capito? E quindi io ne fa italiano e tu in friulano. Partiamo dalla prima che è asino, Mus, capra, chiavre, mucca, vacchie, maiale, purcet, manzo,
Mans, tacchino, dindiat, sì, rastrello, rischiel, Sì, sì. forcone, forchie, gerla, J, No. asino, mus, capra, chiavre, mucca, vacchie, maiale, purcit, manzo, mans, tacchino, dindiat, rastrello, rischiel, forcone, forchie, gerla, zerle, asino, mus, capra, chiavre, mucca, vacchie, maiale, purcit, manzo, mans, tacchino, dindiat, rastrello, rischiel, forcone, forchie, gerla. cosse, Però è scaduto il tempo. Però la risposta no, era scaduto il tempo, la Sarebbe risposta stata corretta, stata ma il giusta, tempo era già sì. scaduto, quindi dobbiamo tener conto di 8. 8. Quindi cosse e mangiatoia, c'era la La mangiadoria. mangiadoria o la greppie. 8 su 10 per Butrio. Bravi. Caro Walter, sei pronto con il microfono perché hai portato diverse fotografie delle vostre iniziative, quindi chiederei alla regia di proporre le foto che fanno riferimento alle iniziative di Forgaria per poi annunciare quelle nuove, Walter, a te. Sì, certamente, come abbiamo detto anche l'altra volta, abbiamo una Proloco che cerca di promuovere il territorio a 360 gradi e perciò interviene, lavora per tutto l'anno. Qui ad esempio abbiamo visto la Castagnata a San Rocco prima, qui abbiamo un tour con le auto da epoca che abbiamo fatto ad aprile, con l'aperitivo a Moruzzo, in collaborazione con le Proloco di Moruzzo, no? Qui siamo, questo è un concerto a Flagonia ad agosto, un concerto di clarinetti in una bellissima location. Poi il punto centrale estivo con il festival che abbiamo iniziato a far partire, Forgaria Arena Music Fest, 4 concerti, 4 serate nel secondo weekend di luglio, sono andati molto bene. No? Ecco qui abbiamo l'orchestra, la Chamber Movie Orchestra dell'ultima sera, è stata veramente una bellissima serata culturale. Poi abbiamo le marce, questa è una marcia di beneficenza a favore dell'ASLA, a favore della ricerca sull'ASLA, oppure abbiamo le passeggiate a tema con i cani, oppure questa ancora, bellissima, a maggio, un altopiano tutto da gustare, una passeggiata in mezzo alle borgate di Monte Prat dove gli ospiti avevano la possibilità di mangiare, ma ancora abbiamo i siti archeologici e perciò le passeggiate stile archeologico oppure teatrali. No? Ecco, qui invece siamo alla lanternata di agosto, una bella passeggiata in notturna con spettacoli di danza, di musica, di giocoleria e così via. No? Oppure la sagra, la festa paesana di San Rocco, qui c'è la messa come si faceva una volta. Qui sempre a San Rocco in Chiadalagnola la serata di Folkest, oppure la discesa in canoa col tagliamento. A proposito, stiamo attenti a cosa si fa col tagliamento, no? E qui, insomma, qui abbiamo la grande manifestazione di Cornino, che è la Trota in Festa, che è la grande manifestazione di giugno, che insomma è molto conosciuta in zona. Per quanto riguarda il futuro vi diciamo soltanto dicembre, no? Proprio stasera qui non c'è nessuno di Cornino, a parte la collega Marina, perché c'è Ascurpalciuc, che è un'altra passeggiata. Si parte, sono già partiti, infatti noi stasera finito andiamo su di corsa, c'è una passeggiata che da Cornino sale su fino sull'altopiano, una bellissima borgata panoramica dove tutti gli ospiti trovano, da che cosa? Specialità enogastronomiche. Dopo una bella salita bisogna anche un po' rifocillarsi, no? Fantastica, perché è un panorama bellissimo, no? 10 dicembre abbiamo un'altra serata, abbiamo un concerto con i Popcorn a scopo di beneficenza, e qui voglio dire soltanto 2 parole. È un'iniziativa che durerà un anno intero e per la raccolta per l'acquisto di una attrezzatura medica per l'ospedale di San Daniele.
È un'operazione che si fa anche a livello di consorzio Proloco Collinare e con tutte le associazioni di volontariato dell'area collinare. Ci saranno tantissime iniziative dove il cui ricavato andrà proprio a favore di questo acquisto. Dobbiamo raccogliere 100.000 euro. Bravi. Domenica 18 dicembre abbiamo il 60° della nostra Proloco. 1962-2022 abbiamo scoperto il documento più vecchio, che è una richiesta di contributo alla provincia di Udine di allora di 50.000 lire per un evento e così non c'erano statuti, no? Abbiamo individuato quel documento come il documento iniziale. E ci saranno i presidenti ancora viventi, saranno insigniti del titolo di socio onorario, ma c'è una bellissima cosettina che praticamente diamo anche un benvenuto ai nuovi nati, e consegniamo una palla di Natale con il loro nome e Proloco 2022, in modo tale che questi bambini, mettendo ogni anno sull'albero di Natale la pallina, si ricorderanno di noi, futuri volontari, futuri sostenitori della Proloco. No? 22 dicembre, pomeriggio, spettacolo degli alunni delle scuole medie, perché la Proloco dà supporto anche alle scuole, come dicevo prima, e poi durante le vacanze faremo un filmetto per i bambini. Si conclude con il Pignarul, sempre a Cornino. Cornino apre i festeggiamenti di Natale e Cornino anche li chiude. Bravi. Ecco. Complimenti, ne avete tantissime. Bravi. Andiamo a Butrio con Nadia, che ci racconta un po' come sono nate le iniziative e anche le promuove, quelle nuove. Quindi vediamo anche le foto di Butrio. Allora, ok. Beh, tu parti, ecco, qua vediamo. Allora, partiamo con la ballonade, poi qua potete vedere la ballonade ha luogo a luglio, qua potete vedere appunto la Fiera dei Vini. La Fiera dei Vini, potete vedere altre immagini della ballonade. In sostanza, l'iniziativa che abbiamo più vicina non è la fiera, che quest'anno giungerà alla 90ª edizione. Quindi avremo occasione di festeggiare alla grande, come al solito riguarda appunto il parco e la villa di Topoflorio. Invece qua potete vedere le passeggiate dell'ufficio Yacht, organizzate appunto, l'ultima l'abbiamo avuta di recente. Qua c'è Sapori Proloco, l'iniziativa abbiamo partecipato insieme alla Proloco di Bertiolo, il Triart Festival che quest'anno è giunto alla 3ª edizione, e contemporaneamente appunto avevamo la ballonade, e in più abbiamo le iniziative di Natale che non ci sono nelle immagini ma saranno appunto a brevissimo. Il 7 di dicembre avremo l'accensione del grande cedro davanti alla parrocchiale, anche quest'anno abbiamo il giro dei presepi, in più ci sarà un corteo con zamponiari e quant'altro appunto sempre il 7 di dicembre. Altra iniziativa, abbiamo partecipato alla settimana della cultura friulana anche quest'anno con un video Butrio tra 800 e 900, contiamo di parteciparvi anche in futuro. E altra iniziativa appunto Cadici di Stelle, il 12 di agosto 2022 appunto c'è stato, e insomma siamo sempre attivi, e appunto siamo, come detto prima, siamo in attesa della 90ª fiera che tornerà a pieno regime. Ecco, quindi Dopo a il maggio, Covid. quando? Scusami, ripetimi quando. Allora, è il secondo weekend di giugno. Di giugno? Sì. Quindi a giugno, Per grande 3 festa a giorni Butrio. verrà coinvolto anche il parco. Dopo tanto tempo avremo sia la villa che il parco. E in più a breve il Comune inaugurerà il nuovo museo della civiltà del vino in un'ala della villa. Bello, complimenti anche alla Proloco di Butrio per tutte queste iniziative. È arrivato il momento finale. Enrico, è arrivato il momento? Eh sì, se la regia è pronta. Sì, ma loro sono sempre pronti. Non ti fare la domanda che tu fai sempre anche questo momento, però. Abbiamo un vincitore? Ma certo che ce l'abbiamo il vincitore, ma guarda, questo mi vuole portare via il lavoro. Sì. Il vincitore c'è. Se io non ho cenni dalla regia vuol dire che c'è. Ma magari ci può dismentire anche loro, tu sai, che sono umani anche in regia. Io mi fido della mia regia, mi fido di loro, e quindi un vincitore c'è, ma
chi non vince questa sera ha la possibilità di essere ripescato. Poi nella pagina Facebook Lo Sapevo e naturalmente vi daremo tutte le indicazioni per essere ripescati. Ma vediamo chi vince questa puntata. Bulgaria 48, Butrio 54 per pochissimi punti. Vince Butrio. Juan, sei giovane, sei bello, sei elegante, tocca a te fare un appello al pubblico per farvi votare. Beh, Guarda la telecamera però, grazie. Pensa che sia una ragazza a guardarti. Convincila. Allora, avete sentito le proposte che ha fatto il presidente Walter? Cosa c'entra Walter? Sei tu adesso. Insomma, vi chiediamo di votarci perché siamo un bel paese con bella gente e niente. No, diamo la parola a Walter. Walter, cerca tu una hai più promozione esperienza, veloce, dai. cosa gratis. Per Alessia mi ha detto, come l'anno scorso, dobbiamo puntare adesso sul ripescaggio? Sì, no, poi sembra che se lo facciamo apposta, no? No. Però è andata bene perché così posso dire, mi sono dimenticato una cosa prima. Dimmi. L'8 dicembre c'è una cosa fantastica a Dimmi Bulgaria. Roberto mi avrebbe detto di tutto. Abbiamo l'accensione dei presepi, no? Partendo da San Rocco con i laboratori natalizi, la bancherella natalizia e poi la sera si accendono i presepi e le luminarie in piazza di San Rocco, di Piazza Giulia e di Flagonia, giusto? E quindi se non votano Forgaria, E se non Forgaria votano- non possono accendere non le luminarie di possiamo Natale, accendere, quindi perciò votai vi- Forgarie, vi- votai Forgarie. non assaggiano il mio fricco. Ecco, sì, perché lui è a fare... questo è un buon motivo per votarti. Ecco, invitiamo la Prolocco di Butrio, no? Certo. Lucina, vai, dimmi. Io che sono andata a sbirciare su Facebook ho visto che veramente penso sia il caso di fare un plauso perché hanno tantissime iniziative legate appunto al sociale, al medicale, insomma iniziative molto belle, molto significative, ecco, da questo punto di vista. Sì, non è Bravi, solo allora, bravi. trovarsi, ridere, scherzare, insomma, bravi. Grazie. Votate allora la Prolocco di Forgaria sulla pagina Facebook di Lo Sapevo. Io ringrazio le nostre squadre qui in studio, ringrazio Enrico Radivo. Grazie a voi. Ringrazio la regia capitanata da Francesco Snidero e Simone Caramaschi, ma anche Chiara Miscoria. Sono tutte e tre bravissimi in regia. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi, ciao.